Ciao ragazzi! Da un lato il Castello Scaligero che accoglie i turisti, i viandanti, dall'altra l'ex sede della Serenissima, attualmente albergo Cartegiana, e in mezzo il bellissimo Porticciolo. Questo vi fa capire che oggi siamo a Torri del Beneco, una delle perle del Garda, la porta all'Alto Garda veronese, uno spettacolo tutto da godere. Io mi rivolgo direttamente alle categorie economiche, agli operatori turistici, ai miei cittadini torresani, quello di tirar fuori gli attributi di essere gardesani e dire adesso scendiamo in campo perché dobbiamo dimostrare ai nostri turisti, ai nostri soliti turisti storici di cosa siamo fatti. Ma la cosa fondamentale è che adesso dimostriamo il nostro carattere e il nostro modo di essere leali e cortesi verso un mondo turistico che troverà a Torri del Beneco una comunità sana e in regola. Dovrà cambiare il nostro modo di approcciarci ai clienti, perché essendo abituati con un cliente nord europeo non ci sarà, almeno per il momento, dalle notizie che abbiamo ad oggi, solo praticamente un turista nostro locale. Questo ci obbligherà più che altro per tenerci pronti e a una risposta puntuale a questi signori che verranno a godere delle nostre meraviglie, anche un'offerta gastronomica diversa, perché non possiamo pensare che alle 4 del pomeriggio possano mangiarsi uno spaghetto allo scoglio.